I libri passano di mano in mano, dalla vecchia biblioteca vengono portati negli scaffali della nuova attraverso una catena umana. Ci sono i bambini accompagnati dai genitori e ci sono le maestre a tenerli d'occhio, ma ci sono anche gli alpini della sezione locale. Tutti si divertono a contribuire all'allestimento della nuova struttura dove potranno leggere, studiare, ma anche giocare. Non sarà così facile però calmare le esigenze culturali dei ragazzi, perché gli interessi spaziano veramente in tutti i campi. Mi piacciono quelli che parlano di magia, di avventura, come Harry Potter. Avventura. L'isola del tesoro. Quelli di fantasia. Magari sul Medioevo. E stiamo già parlando di libri seri, potremmo definirli per adulti, ma la biblioteca è ben allestita anche per i più piccoli, fumetti, libri illustrati, spazi per giocare e per imparare a disegnare. Anche le esigenze dei piccoli però non sono di certo da sottovalutare. I libri di Topolino. Fumetti di Spider-Man. Quello delle Wings. Quello dei Gormiti. Quelli delle Wings. Di Dragon Ball.